Benvenuti, oggi è mercoledì 23 aprile 2025. Il sole sorge alle 6:16 e tramonta alle 19:41. La luna sorge alle 3:44 e cala alle 14:43. Oggi si celebra San Giorgio. Continua il nome latino Georgius, composto dai termini ge, terra, e ergon, lavoro, e vuol dire letteralmente contadino o agricoltore. L'onomastico si festeggia in onore di San Giorgio, il leggendario soldato romano che ha sconfitto il drago. Il 23 aprile è la giornata giusta per celebrare la letteratura. In questo giorno ricordiamo 3 grandi della letteratura mondiale venuti a mancare lo stesso giorno: Garcilaso Inca de la Vega, Miguel de Cervantes e William Shakespeare, che ci hanno lasciato in eredità un patrimonio culturale senza tempo. La giornata mondiale del libro e del diritto d'autore è un'occasione per riflettere sull'importanza dei libri come ponti tra le culture e come strumenti per l'educazione e l'avanzamento della società. John Cena celebra oggi i suoi 48 anni e rimane una delle figure più iconiche del wrestling mondiale. Ha debuttato nel 2000 nella Universal Pro Wrestling sotto il nome di Prototype e ha rapidamente guadagnato popolarità. Nel 2005 ha vinto il suo primo titolo WWE. Cena ha anche avuto successo nel mondo del cinema, recitando in film noti come Fast and Furious e Suicide Squad. Ha fatto parlare di sé per essersi presentato nudo agli Oscar. Un episodio simile era avvenuto nel 1974. Gigi Hadid, supermodella di fama internazionale, compie oggi 30 anni. La sua carriera inizia all'età di 2 anni, quando viene scoperta da Paul Marciano. Dopo una pausa durante gli anni scolastici, riprende a lavorare come modella nel 2011, diventando volto di Guess nel 2012. Ha debuttato alla New York Fashion Week nel 2014 e ha posato per grandi marchi, spesso insieme alla sorella Bella. Cristiano Malgioglio festeggia oggi i suoi 80 anni. Originario di Ramacca, dopo gli studi in ragioneria inizia la sua carriera musicale che lo porta al successo nel 1974 con la canzone Ciao cara, come stai?, interpretata da Iva Zanicchi e vincitrice al Festival di Sanremo. Malgioglio ha scritto per molte grandi voci della canzone italiana e ha pubblicato il suo primo album come interprete nel 1977. La sua presenza televisiva è stata rafforzata dalla partecipazione a programmi come L'Isola dei Famosi e Tale e Quale Show, rendendolo uno dei personaggi più noti e amati dal pubblico. Quest'anno lo abbiamo visto come co-conduttore al Festival di Sanremo, al fianco di Carlo Conti. 23 aprile 1946 viene brevettata la Vespa, uno scooter della Piaggio, progettato dall'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio. Questo scooter è uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo, più volte utilizzato come simbolo del design italiano. Esposto in moltissimi musei, andrà permanentemente in mostra al MoMA di New York. Ma cosa si intende per sciami meteorici? Le comete perdono di continuo frammenti, lasciando una scia dietro di sé. Quando l'orbita della Terra attorno al Sole ci conduce attraverso tale scia, vediamo uno sciame meteorico. Allora, nel giro di appena un'ora, è possibile osservare decine o centinaia di meteore che si irradiano da un punto comune del cielo. Gli sciami meteorici di solito prendono il nome dalla stella o dalla costellazione presso cui hanno avuto origine. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna litiga con l'elettrico Urano, per cui una giornata di imprevisti e di possibilità, perché no? Vediamo cosa accade nello zodiaco Ariete. Sicuramente per voi sono più le possibilità adesso che Marte, il vostro pianeta guida, è più libero e che una serie di pianeti è alle porte del vostro segno zodiacale. Tante prospettive per il futuro che si allargano appunto in forma di possibilità. Toro, la giornata di oggi presenta sempre un sole che vi corrobora poco, proprio perché è debolmente efficiente in quanto afflitto sia da Plutone che da Marte.
ma ci si mette anche la Luna che dall'Acquario quadra a Urano che ospitate nei vostri gradi. Oggi è una giornata un po' tesa e un po' stanca, dovrete riposare. Gemelli, la giornata di oggi prevede sempre la Luna andare d'accordo con il vostro Giove. Venere però è un po' meno disponibile, il vostro Giove comunque avanza e tenderà in ogni caso a sopperire a tutta una serie di mancanze sentimentali con una forte presenza emotiva e stabilità da parte vostra. Cancro. Giornata oggi che prevede la Luna decisamente molto nervosa ed elettrica proprio perché dal cielo dell'Acquario quadra quello del Toro dove Urano, il pianeta dell'elettricità, del nervosismo e dell'imprevisto, muove un po' di tensione. Quindi per voi oggi è utile non essere troppo reattivi o fissarvi con idee un po' troppo balzane. Leone, una giornata oggi che prevede ancora una posizione tardiva della Luna rincarata dal nervosismo di Urano, più per la terza decade in ogni caso. Alla prima invece pensa all'ingombrante presenza di Marte opposto a Plutone. Sono solo i leoni di seconda decade che si salvano un po' da tutta questa tensione zodiacale. Vergine, giornata oggi che prevede una certa scioltezza in termini emotivi, parlare di lavoro e parlare anche di come la pensate voi su alcune questioni un po' lente e un po' tardive. Sarà possibile e in molti vi daranno ascolto, quindi provate. Bilancia, giornata oggi che prevede ancora l'appoggio della Luna e di Giove, un po' dei talismani e dei portafortuna. Marte ha finito d'osteggiarvi, quindi le cose potrebbero andare un po' meglio. Fidate comunque sull'apporto di una serie di amicizie e di visioni lungimiranti sul vostro operato che Mercurio, Saturno e Nettuno vi suggeriscono da lontano. Scorpione, giornata oggi che vede la tensione lunare un po' ampliarsi proprio perché Urano è pesantemente stimolato e Urano e Sole sono opposti ai vostri gradi, quindi oggi non date proprio ascolto a tutto quello che vi si dice, non prendetevela comunque o non reagite in maniera troppo emotiva ad alcuni dialoghi un po' fastidiosi. Sagittario, giornata oggi che prevede sempre un Giove di rimando spiccare un po' di più. Inoltre la Luna quadrando ad Urano vi darà modo anche di proporre qualche idea innovativa e qualche stacco sul lavoro che probabilmente vi farà fare bella figura. Capricorno. Oggi Saturno è molto buono con voi proprio perché sta alla fine del suo transito in pesci, dandovi delle buone idee, dei buoni accordi su cui potete comunque fidare. Indecisi o meno se accettare una proposta d'affari o meno, è consigliabile, data la disposizione delle stelle, parlare bene con un legale che vi può aiutare e consigliare. Acquario, giornata oggi che prevede ancora la Luna nei vostri gradi, una Luna questa volta scomoda e fastidiosa proprio perché quadra in aspetto negativo con il vostro pianeta Urano, quindi oggi è una giornata piena di nervosismo, state calmi. Pesci, i pianeti, nonostante creino le loro trame, i loro orditi, non sembrano per niente scalfirvi. Inossidabile la vostra Venere, ospite nei vostri gradi, che vi porta molto fortuna, e anche Saturno che fino all'ultimo tenta di darvi certezze affettive e non. 23 aprile 2005 è online il primo video YouTube della storia. Il primo video caricato è stato Me at the Zoo, io allo zoo, pubblicato da uno dei fondatori, Jawed Karim, alle 20:27 del 23 aprile 2005. Il filmato ha una durata di appena 18 secondi ed è stato girato di fronte alla gabbia degli elefanti dello zoo di San Diego, in California. Oggi affrontiamo un argomento molto importante e sempre più attuale, il burnout. Ma che cos'è esattamente? Il termine burnout viene dall'inglese e significa letteralmente bruciato, esaurito.
Si tratta di una sindrome psicologica che spesso colpisce chi lavora a contatto diretto con il pubblico o nelle cosiddette professioni di aiuto, come infermieri, medici e assistenti sociali. Questi professionisti possono arrivare a sentirsi completamente svuotati, esauriti non solo fisicamente, ma anche emotivamente. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi ci immergiamo nella vita di Judy Garland. Conosciuta come The Voice, ha catturato i cuori di milioni di persone con il suo talento, debuttando a soli 2 anni. La sua carriera decollò quando a 13 anni la MGM la scelse per recitare al fianco di Mickey Rooney. Ma dietro le luci della ribalta ha combattuto battaglie personali, dalla dipendenza precoce dalle droghe, prescrittele in giovane età, alle diete estreme imposte dalla madre. Nonostante queste turbolenze ha raggiunto vette straordinarie, come la memorabile esibizione al Carnegie Hall nel 1961, che le fruttò 4 Grammy Award, e il suo amato ruolo in È nata una stella. La sua vita è stato un incredibile mix di trionfi e tragedie, culminate nel tragico epilogo del 1969, quando Judy ci lasciò prematuramente all'età di 47 anni. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il mondo può benissimo fare a meno della letteratura, ma ancor di più può fare a meno dell'uomo. E con Sartre accogliamo questo nuovo meraviglioso giorno all'insegna dell'amore per la letteratura e per la conoscenza. Noi ci vediamo domani. Vi aspetto. Buona giornata dalla vostra Martina.